sono qui come rappresentante, come membro dell'UAR, il ciclo di Padova. L'UAR è l'Unione degli Atei Razionalisti, Atei Agnostici Razionalisti. A questa associazione stanno molto a cuore temi come quello della libertà di ricerca scientifica, della libertà di coscienza, della laicità intesa come, ma non solo, come aconfessionalità dello Stato, come libertà da condizionamenti di organizzazioni che hanno una natura confessionale e quindi hanno una visione religiosa, da cui però si può anche tranquillamente prescindere, anzi forse nelle scelte politiche, culturali si dovrebbe prescindere. Oggi è il 14 di febbraio, sono passati 2 giorni da 2 anniversari molto importanti, 2 anniversari che riguardano la persona, la figura storica di Charles Darwin, il quale, come tutti sapete, è stato il padre della moderna teoria evolutiva e di cui ci parla questa sera il dottor Fusco. Il problema è evidentemente molto sentito e deve essere molto sentito perché ha a che fare con valori anche costituzionalmente fondati come la libertà di ricerca, a cui si ricollegano anche, come dicevo prima, la libertà di coscienza. Darwin è, come voi sapete, al centro di forti polemiche, non tanto qui in Europa fortunatamente quanto negli Stati Uniti, quali secondo me curiosamente coniugano una specie di schizofrenia, danno la massima priorità allo sviluppo della tecnologia e invece tendono a sottoporre a critiche abbastanza ideologicamente orientate la cultura scientifica. Quindi, da un certo punto di vista la tecnologia è sviluppata e si dà socialmente valore al suo sviluppo. Dall'altro punto di vista la scienza come sistema di pensiero che sta dietro alla tecnologia invece viene contrastato o comunque messo in dubbio. Il pensiero ovviamente corre al creazionismo e al disegno intelligente, che è una delle sue ultime declinazioni. Parliamo di questa ricorrenza della Darwin Day e dell'UAR per dire molto brevemente come questa ricorrenza sia abbastanza recente ma possa già vantare una tradizione abbastanza importante. Questo è solo uno dei tanti incontri che sono stati organizzati in tutta Italia per festeggiare questa doppia ricorrenza, che sono i 200 anni dalla nascita di Charles Darwin e i 150 anni dalla pubblicazione della prima edizione della On the Origin of Species, l'origine delle specie. L'origine delle specie che ha creato, che ha aperto un nuovo settore di studi che comunque aveva già un passato e comunque ha dato alla cultura scientifica un nuovo strumento di comprensione del mondo naturale in cui noi tutti viviamo. Il dottor Fusco questa sera, che all'Università di Padova, Dipartimento di Biologia, avrà occasione di spiegarci gli ultimi sviluppi di questa teoria e io gli lascerei la parola. Grazie. Buonasera a tutti, grazie all'UAR di avermi invitato per questa celebrazione.
Ci possono essere molti modi diversi di festeggiare Darwin, di celebrare il suo compleanno e il compleanno della sua opera più famosa, L'origine delle specie, perché la sua teoria ha avuto un impatto molto importante in vari settori, anche della cultura, della filosofia, della politica, dell'economia. Io lo faccio nel modo che mi è più congeniale, io vi parlerò della sua teoria più che altro e lo farò mostrandovi quello che è successo, quello che sta succedendo di questa teoria che ha 150 anni ed è straordinariamente robusta, nel senso che molte cose sono successe, ve ne accennerò alcune, e tutto sommato l'impostazione, l'impalcatura è ancora tutt'oggi valida e estremamente attuale. Allora, che la vita sulla Terra abbia una storia che oggi sappiamo è lunga almeno 3 miliardi e mezzo di anni, probabilmente qualcosa di più, è un fatto ormai accertato e accettato nella comunità scientifica, non è oggetto di indagine scientifica. La teoria dell'evoluzione si occupa di spiegare i tempi e i modi di questo cambiamento. E quindi questo è l'obiettivo ed è quello che Darwin ha cercato di fare 150 anni fa ed è quello che sta succedendo e continua a succedere adesso, perché la ricerca in campo evoluzionistico continua. Certamente sono successe molte cose in questi 150 anni. Non solo abbiamo nuovi dati da spiegare o nuovi dati che magari possono corroborare la nostra teoria, ma sono nate intere discipline nuove che non esistevano. Abbiamo una genetica, ora abbiamo una genomica, una biologia molecolare, le neuroscienze, tutti parti importanti della biologia moderna che non c'erano. E ovviamente tutti questi progressi, questi 150 anni di ricerca sperimentale in biologia hanno cambiato la teoria dell'evoluzione e l'hanno cambiata in molti modi, in diverse direzioni, e io ve ne mostrerò uno soltanto, che è quello che mi è più vicino, perché è quello di cui ci occupiamo qui a Padova nel mio gruppo di ricerca. Per spiegarvelo comincio da qui. Tutti conoscete, immagino, il tenente Colombo, e quello che voglio raccontare è un episodio che mi aveva colpito qualche anno fa. Allora, i telefilm del tenente Colombo si assomigliano tutti. All'inizio si vede già chi è l'assassino che, oltre a commettere il delitto, costruisce un alibi, e il tenente Colombo passa tutto l'episodio a cercare di smantellare quest'alibi. Nella puntata, nell'episodio a cui mi riferisco, questo assassino aveva prodotto artificialmente una registrazione che dimostrava che lui era effettivamente da un'altra parte al momento del delitto. Questo è il suo alibi. E c'è questa lunga puntata in cui c'è il tenente Colombo che ascolta e riascolta questa registrazione, cercando di cogliere un difetto nella registrazione, un difetto quello che lui si immagina è un artefatto, un rumore sbagliato, un suono che non dovrebbe esserci. E prosegue così per molto tempo, inutilmente, finché ha un'intuizione. Non doveva cercare un rumore che c'era e non avrebbe dovuto esserci, ma il contrario, un rumore che avrebbe dovuto esserci e che invece mancava nella registrazione. Nel caso specifico il tocco di una pendola a una certa ora del pomeriggio. Quindi, se vogliamo, il problema andava posto in maniera diversa, ed è proprio di problemi di biologia rovesci rispetto a quelli consueti che io vi parlerò questa sera. Cosa ci aspettiamo dalla teoria dell'evoluzione? Beh, di spiegare due cose sostanzialmente: la diversità dei viventi. La teoria dice che tutti gli esseri viventi sono discendenti da un antenato comune, quindi la teoria deve spiegare come è possibile, come si moltiplicano le specie, e deve spiegare l'adattamento, cioè il fatto che gli organismi ci sembrano perfettamente equipaggiati, costruiti, probabilmente addirittura da sembrare ingegnerizzati apposta per sopravvivere e riprodursi nel loro ambiente. Questo è un esempio molto classico, no? Il mimetismo criptico: animali che vivono in un ambiente freddo, bianco per buona parte dell'anno, hanno un colore del mantello o del piumaggio che li rende poco visibili nel loro ambiente. Questo va bene per le prede, va bene per i predatori, e questo è un esempio classico di adattamento, ma io vorrei mostrare
un altro esempio di adattamento, ognuno ha la sua collezione di adattamenti preferiti. Questa è una storia che mi piace molto. Questa è una formica, e la formica ha una vita sociale molto intensa, ma alcune di queste formiche si possono trovare stranamente alle ore più fresche, alla sera o al mattino presto, attaccate tenacemente con le loro mandibole in cima agli steli d'erba. Perché? Date un colpetto alla formica, la fate cadere e questa immediatamente cerca di arrampicarsi nuovamente sullo stelo d'erba per potersi agganciare nuovamente in cima a questo. Lo ripetete più volte e la formica continua a fare questo. Perché questo comportamento? C'è qualcosa di adattativo in questo? Beh, se ci chiediamo qual è il motivo per cui la formica fa questo, ci stiamo facendo la domanda sbagliata, perché in realtà la spiegazione sta da un'altra parte, in un altro organismo. Questo verme parassita che ha infestato la formica e che sta condizionando il suo comportamento. Questo vermetto trematode ha un ciclo vitale che passa tra 3 ospiti, un erbivoro, diciamo una pecora, poi una chiocciolina e infine la formica. E il suo ciclo si compie passando attraverso tutti questi 3 organismi e ha ovviamente delle fasi a vita libera nell'ambiente che si interpongono tra ciascuno di questi ospiti. Quindi dall'intestino della pecora attraverso le feci va nell'erba, da lì viene raccolto dalla chiocciolina, esce dalla chiocciolina dopo un po' di tempo, dopo una certa fase del suo ciclo con la bava che questa lascia dietro di sé, viene raccolto dalla formica e a questo punto il ciclo deve continuare nella pecora. Come ha fatto questo verme a massimizzare le probabilità di essere raccolto da un erbivoro? Beh, durante la sua infestazione manipola il comportamento della formica agendo da dentro sul suo sistema nervoso. La formica si comporta in maniera normale durante il giorno, quando salire su uno stelo d'erba potrebbe essere causa di disidratazione e di morte, e nelle ore più fresche invece, come uno zombie, viene pilotata da dentro ad assumere questo comportamento strano, che aumenta di gran lunga le probabilità che un erbivoro al pascolo la possa ingerire, chiudendo così il ciclo. Ci aspettiamo che la teoria dell'evoluzione spieghi cose come queste, ma ci sono altre storie, rovescia, come vedevo prima mostrando il Tenente Colombo, cioè delle cose che ci aspetteremo di vedere e invece non vediamo. Mammiferi, un gruppo di animali tutto sommato piccolo, sono soltanto 4.000 specie, poco più, giovani, un gruppo che ha poco più di un centinaio di milioni di anni, ma molto diversificato. Alcuni vivono in acqua dopo aver avuto un passato terrestre come manati oppure i cetacei, qualcuno ha imparato a volare, alcuni hanno una epidermide come un'armatura, qualcuno è diventato grandissimo come i pachidermi, alcuni sono predatori, altri mangiano formiche, hanno perso tutti i denti, qualcuno ha trasformato i suoi peli in acule. Un gruppo estremamente plastico, gruppo piccolo ma che ha occupato nella sua evoluzione, si è adattato in maniera molto plastica a nicchie molto ecologiche, molto diverse. Tuttavia a questa questa effettiva grande plasticità si associa una forma di rigidità, se vogliamo, no? Rigidità a livello del collo. Tutti questi piani organizzativi diversi, tutti questi diversi modelli, se noi andiamo a vedere l'apparato scheletrico di questi animali, indipendentemente dalla lunghezza del collo che questi hanno, un tursio per un cane come questo, una giraffa, il numero di vertebre cervicali è sempre e comunque 7. Tutte queste modificazioni che hanno cambiato il modo in cui respirano, interagiscono con l'ambiente, non si è potuto giocare su questo aspetto, il numero di vertebre cervicali, cosa che invece succede comunemente, che ne so, negli uccelli o nei rettili, colli lunghi, molte vertebre, e colli più corti, un numero più basso di vertebre. Ci sono in realtà 2 eccezioni, ma che per certi versi peggiorano la situazione, perché sono 2 eccezioni in 2 gruppi molto distanti tra loro, che fanno vite completamente diverse, i bradipi e i manati e i dudunghi, e soprattutto nel momento in cui viene in qualche modo fatta saltare la regola del 7, non viene fatta saltare perché c'è un numero che evidentemente ha delle prestazioni o delle performance migliori dei 7, ma tutto sommato per perdere una certa regolarità. Il numero può variare tra 6 e 9.
cioè confermandoci in qualche misura quello che già sospettavamo, cioè che sul numero 7 non ci debba essere niente di particolare in quanto tale. Faccio un altro esempio che mi è più vicino perché sono gli animali che studiamo nel nostro laboratorio a Padova. 100 piedi, pacifici per noi, ma insomma sono predatori in realtà, animali della lettiera. Questi sono centopidi geofilomorfi, ne esistono diverse specie, di più lunghi, di più corti, non hanno esattamente 100 piedi, ma ne hanno molti. Il numero varia in un range che va per tutte le 1000 specie, da 27 come minimo a un massimo di 191. E in molte specie, quasi tutte le specie, c'è variabilità intraspecifica, cioè individui diversi della stessa specie hanno un numero diverso di paia di zampe. Tuttavia questo range è occupato, questo intervallo è occupato in maniera molto discontinua, cioè si osservano solo numeri dispari di paia di zampe. Se ne trovano da 27, 29, 31, 33, 151, 150, mai animali con 80, 82, 78 paia di zampe. È difficile spiegare in termini di selezione naturale o di adattamento, perché animali con 51 o 53 paia di zampe dovrebbero essere perfettamente attrezzati per vivere in un certo ambiente, mentre un loro fratello con 52 non lo può fare. È difficile spiegare questo in termini di selezione naturale, di fitness. E anche qui abbiamo la nostra eccezione, che è un'eccezione molto più recente, perché non è una specie, ma è un individuo che è stato trovato 2 anni fa e che è stato soprannominato il mostro perfetto, perché non ha niente di mostruoso, se non il fatto che ha un numero di paia di zampe come non se ne è mai visto in 200 anni di sistematica dei centopidi. E le zampe nei centopidi si contano sempre perché sono un carattere tassonomico, cioè chi si occupa professionalmente di questi animali lo fa. Quindi migliaia di individui che hanno visto le loro zampe contate, mai uno, solo questo individuo. E anche qui l'eccezione in qualche maniera peggiora la situazione, perché dimostra che un animale con 80 paia di zampe, con un numero pari, questo è un adulto trovato insieme ai suoi fratelli con 81 o 89, sono compagni della stessa popolazione, e è sopravvissuto fino a diventare adulto. La soluzione a questi problemi non viene da spiegazioni ad hoc per ciascuno di questi problemi che incontriamo, ma negli ultimi anni è venuta attraverso una nuova prospettiva che stiamo applicando alla teoria dell'evoluzione. Questa nuova prospettiva, questo nuovo approccio prende il nome di EVODEVO, che è l'acronimo di Evolutionary Developmental Biology, è una nuova campo di studi interdisciplinare che fonda le tradizioni della biologia evoluzionistica e della biologia dello sviluppo, e lo fa in questo modo qui. L'idea semplice, diciamo così, alla base di EVODEVO è questa: l'evoluzione non è il cambiamento nel tempo di genotipi, di fenotipi, ma lo vede in maniera un po' più dinamica. L'evoluzione è il cambiamento nel tempo di processi di sviluppo. In altre parole, se questo è un albero, una storia evolutiva, no? E abbiamo un antenato comune dal quale abbiamo questi 3 insetti, una cimice, un coleottero e una farfalla. Non dobbiamo chiederci come da un antenato comune con determinate caratteristiche che stava lì alla base di questo schema di ramificazione si siano evolute l'adulto, magari si tende sempre a concentrarsi sullo stadio adulto, no? L'adulto della farfalla, del coleottero, della cimice, ma come un processo di sviluppo primitivo si sia modificato nella varietà di processi di sviluppo degli insetti attuali, che sono svariati milioni. Questa è l'idea. Se volete adesso faccio un'altra analogia, questa è un'allegoria di tipo matematico. Nella visione tradizionale, se noi identifichiamo con forma e funzione tutte le caratteristiche della biologia di un organismo, la sua anatomia, la sua morfologia, la sua fisiologia, il suo comportamento, le sue abitudini riproduttive e così via. L'idea è che l'evoluzione è il cambiamento nel tempo, no? La transizione ad esempio da rosso a verde, il cambiamento nel tempo, quindi la derivata prima, di forma e funzione. Ecco, secondo nella logica, nella prospettiva EVODEVO, ci siamo dimenticati un passaggio. È lo sviluppo, cioè il modo in cui un organismo si costruisce nel corso del tempo a partire magari da una singola cellula, come un uovo, come una spora, ad essere la derivata prima di forma e funzione. E bisogna derivare una seconda volta, cioè l'evoluzione è il cambiamento nel tempo dei processi di sviluppo, se vogliamo la derivata seconda di forma e funzione.
Bene, uno dice, beh, molto interessante, ma che cosa serve questa cosa qui? Beh, ritorniamo un attimino alla teoria dell'evoluzione, la sua struttura, che non è cambiata. Darwin aveva identificato molto bene, già nell'origine delle specie, gli ingredienti fondamentali per avere cambiamento evolutivo. Ci doveva essere variazione, gli individui di una popolazione, di una specie, non dovevano essere esattamente identici l'uno all'altro. Questa variabilità, questa variazione doveva essere in qualche misura ereditabile e ci voleva un meccanismo o una situazione che creasse un differenziale riproduttivo tra i diversi individui di una popolazione. Se non tutti gli individui di una popolazione si riproducono con la stessa efficienza, se la discendenza che lasciano è per qualcuno più abbondante, per qualcuno meno abbondante, se c'è variazione e c'è anche eredità, il cambiamento evolutivo è inevitabile. Ovviamente questi pilastri rimangono, solo che dentro ciascuno di questi capitoli ci sono cose molto diverse da quelle che aveva scritto. Io insegno biologia evoluzionistica all'università e tutto sommato il mio corso si può strutturare in questo modo, ma dentro ciascuno di quei capitoli non ci sono i capitoli di origine delle specie, c'è ovviamente dell'altro, per esempio nel caso dell'eredità c'è tutta la genetica, la parte della selezione è diventata una parte della teoria molto matematica, con modelli matematici molto sofisticati che parlano di genetica di popolazione. In questa sua evoluzione, la teoria dell'evoluzione, aveva lasciato indietro un capitolo, il capitolo della variazione. La variazione è necessaria, se siamo tutti uguali non ci può essere scelta, la variazione è un po' la materia prima su cui lavora la selezione naturale, se non c'è opzione, se non c'è scelta, non si può andare da nessuna parte. Però la variazione c'è, è sotto gli occhi di tutti, basta che ci guardiamo in faccia, basta fare un giro in montagna e guardare la diversità delle pratoline in un prato. Quindi se il ruolo della variazione è un ruolo soltanto permissivo, basta che ci sia, e non istruttivo, cioè ha una sua struttura che in qualche modo può avere una sua importanza, non ci sarebbe bisogno, non ci sarebbe motivo di studiare in particolare il modo in cui la variazione si produce e si mantiene. Ma le cose non stanno così, perché le forme degli organismi viventi si costruiscono nel corso del tempo attraverso un processo di sviluppo sotto la guida delle informazioni contenute nel DNA. Quello che sto per mostrarvi è... Allora, questo è un embrione di Drosophila, un comune moscerino della frutta. Quello che adesso vedrete si svolge, dura circa un minuto, dura in realtà 24 ore. La parte anteriore sta a sinistra, la parte posteriore a destra. Quei brufoletti che vedete sono le cellule che stanno sulla superficie di questo embrione e noi lo vediamo dorsalmente. Facciamo partire. Questo è quello che succede in 24 ore. Da una massa, una specie di pallone a rugby più o meno uniforme, si individuano quelle celluline in fondo, che sono quelle della linea germinale, si cominciano a individuare zone diverse del corpo, un capo, un torace, un tronco, e tutte queste cose sono realizzate attraverso diversi processi a livello cellulare. C'è proliferazione cellulare, le cellule si dividono, ci sono dei movimenti coordinati, le cellule si spostano in determinate direzioni. Secondo me è importante che capiamo i dettagli di quello che sta succedendo. C'è differenziamento cellulare, le cellule all'inizio sono indeterminate riguardo ai loro destini e un po' alla volta acquisiscono un destino, diventano cellule del sistema nervoso, cellule dell'epidermide, cellule dei muscoli, cellule dell'apparato intestinale, si stanno cominciando a vedere i segmenti dalle parti pleurali, cioè dei fianchi, che adesso si svilupperanno dorsalmente, l'embrione si ritrae nuovamente, lì si vede un po' di più il capo, questa parte indistinta dorsale si richiude, l'embrione si sta formando dal ventre verso il dorso e si completa nel giro di per noi pochi secondi e qualche ora. E questa è una larva, un vermettino bianco, una larva di Drosophila pronta a uscire dall'uovo e cominciare ad alimentarsi e nutrirsi da sé. Tutti questi processi influenzano il modo in cui viene prodotta la variabilità. In altre parole, le interazioni tra
le informazioni contenute nel DNA, il genoma di un organismo e il modo in cui queste vengono utilizzate e interagiscono con altri processi che vengono chiamati epigenetici, creano di fatto un spettro di alternative potenziali ai risultati di questo processo. Un'altra analogia così grafica: se noi immaginiamo quella pallina come una specie e quel piano come le diverse direzioni in cui una specie può modificarsi, se noi abbiamo una visione delle opportunità come questa, una sorta di tabula rasa, quella pallina potrà rotolare in ogni direzione verso la quale la selezione naturale la spinge. Se è più opportuno essere più grandi, la direzione di maggiori dimensioni, minori dimensioni, un numero maggiore di setole per un drosofilo, un numero minore, pelo più lungo per un mammifero. Dove la selezione porta quella pallina, la pallina andrà, ma le cose non stanno così. Le interazioni tra i processi genetici e epigenetici dello sviluppo realizzano di fatto un paesaggio di forme possibili, di trasformazioni evolutive potenziali. Alcune direzioni di cambiamento sono più percorribili, altre direzioni di cambiamento lo sono meno. E quindi la selezione naturale deve fare i conti con questa sorta di paesaggio nascosto. C'è una cosa molto importante: questo paesaggio dovete immaginarlo, oltre che accidentato e non così semplice da attraversare, come un paesaggio di gomma. Nel momento in cui quella pallina comincerà a muoversi in una direzione che immaginiamo sarà una di quelle più accessibili, il paesaggio intorno si modifica. Insieme a una popolazione si modificano anche le prospettive che ha di evolversi questa popolazione o questa specie. E c'è dell'altro. Quando noi guardiamo le forme degli organismi, e ci sembrano alcune molto simili ed altre molto diverse, abbiamo una percezione di questo da osservatori esterni. Vediamo quei due punti, diciamo che sono molto vicini, guardiamo quegli altri due punti, diciamo che sono più lontani. Ma se prendiamo in considerazione non soltanto le forme, il risultato dei processi di sviluppo, ma il modo in cui questi processi producono le forme che osserviamo, potremo scoprire che due cose che ci sembrano molto prossime tra loro in realtà sono lontanissime dal punto di vista dei cambiamenti che bisogna realizzare a livello dei processi che le generano. E due cose che ci sembravano invece così lontane potrebbero essere a portata di mano, trasformazioni molto, molto facili da ottenere. Vabbè, abbiamo parlato di paesaggi nascosti, una serie di metafore. La domanda è: come sono fatti questi paesaggi? Sono lisci, sono accidentati? In quante dimensioni si sviluppano? Sono pieni di buchi o sono estremamente connessi? E soprattutto, è un paesaggio esplorabile o rimane una bella metafora? Beh, la risposta da poco tempo, del motivo per cui Evo Devo non ha 50 anni ma ne ha 10 o 20 al massimo, è che adesso è esplorabile da quando abbiamo nuove tecniche di biologia molecolare che ci permettono di vedere dal vivo lo sviluppo attraverso l'espressione dei geni nel corso stesso dello sviluppo. Cos'è l'espressione genica? Qui faccio una piccolissima parentesi per chi insomma non ha studiato biologia, è un po' didattica la cosa, ma può essere utile. Allora, il DNA, tutti sappiamo più o meno cos'è il DNA, è una molecola, ce ne sono diverse, i cromosomi sono fatti di DNA, dove ci sono i geni. I geni sono delle ricette, quindi il DNA per fare proteine. Il DNA quindi è un grande libro di ricette per fare proteine. Noi diciamo che un gene si esprime quando la ricetta per la proteina che è codificata da quel gene viene effettivamente messa in produzione. Tutte le cellule del nostro corpo hanno lo stesso genoma, hanno lo stesso DNA. Abbiamo cellule del fegato, abbiamo cellule della pelle, cellule del cuore, cellule del sistema nervoso. Sono diverse tra loro. In queste cellule si esprimono geni differenti, diversi. Com'è possibile che ci siano cellule diverse con lo stesso genoma? Com'è possibile che tutte discendenti da un'unica cellula, lo zigote, la cellula l'uovo fecondato, che è all'origine del nostro sviluppo, si siano diversificate in questo modo? Beh, la questione è: dobbiamo entrare un attimino in maniera molto schematica nell'architettura di un gene. Allora, quella parte che vedete in rosso sulla destra è effettivamente la parte codificante del gene, cioè la ricetta per fare la proteina. In verde c'è una piccola zona, una sorta di pista di atterraggio per
armamentario molecolare che serve a trascrivere e a tradurre questo gene per fare la proteina, ma fate attenzione a quelle brevi sequenze che stanno a monte, a sinistra della sequenza in rosso. Quelli sono i veri e propri interruttori del gene, sono le cosiddette sequenze regolative. Cosa succede? Che se un fattore di trascrizione, una molecola, una proteina, si lega ad una di quelle regioni, bene, viene in qualche modo data il permesso al macchinario di trascrizione di arrivare, il gene viene trascritto e tradotto e la proteina viene messa in produzione. Da off, da spento, quel gene diventa on. Questo gene potrebbe magari avere lo stesso destino di accensione anche se entrasse in contatto, se il DNA trovasse nel suo ambiente un'altra molecola, ad esempio questa triangolare. Però magari la combinazione di questa con un'altra ha l'effetto opposto, cioè quello di silenziare il gene, di non far sì che il gene si esprima. O tutte e tre magari invece avere l'effetto contrario, di accendere normalmente. Insomma, c'è una logica combinatoria, per cui questi interruttori genetici decidono dell'attività di un gene. Cosa sono questi fattori di trascrizione? Sono proteine. Da dove arrivano queste proteine? Beh, sono il prodotto della trascrizione e della traduzione di altri geni. Quindi geni che influenzano l'espressione di altri geni in quello che ormai si chiama network genetico di sviluppo. Una rete di interazioni, di espressione di geni che di fatto guida e regola lo sviluppo embrionale. Questo è l'embrione di Drosophila che vedevate prima, è messo sotto un altro tipo di microscopio. Prima era un microscopio elettronico a scansione, questo è un microscopio a fluorescenza, e i puntini che vedete sono ancora le cellule e i colori che vedete sono l'espressione di altrettanti geni. Dal punto di vista morfologico sembra molto omogeneo, ma già si sono individuati, attraverso l'espressione di specifici geni, una parte anteriore, una parte posteriore, una dorsale, una ventrale, alcuni segmenti. Vi mostro un altro breve filmato, un po' meno. È lo stesso oggetto di prima, quello di prima era visto dal dorso, questo è visto dal fianco, parte anteriore a sinistra, parte posteriore a destra. Questa volta però stiamo vedendo geni che si stanno esprimendo, geni che determinano la parte anteriore, poi geni che dividono l'embrione in più zone, poi alcuni cominciano a esprimersi con un pattern periodico, cominciano ad abbozzare i segmenti, prima sono 7 fasce, poi queste 7 fasce si moltiplicano, diventano 14, l'embrione è ripiegato come si vedeva prima, e poi in blu vengono marcati gli abbozzi delle ali, che, diciamo, di cui non parliamo adesso. Insomma, il filmato finisce con l'espressione genica in questi che sono gli abbozzi delle ali che rimarranno quiescenti durante tutto il periodo larvale di Drosophila. Quindi abbiamo finalmente la possibilità di vedere dal vivo come l'espressione genica interagisce con lo sviluppo, ma abbiamo la possibilità anche di interferire con questi processi. Attraverso tecniche di ingegneria genetica possiamo verificare l'effettivo ruolo, la vera funzione di questi geni, vedendo cosa succede quando vengono fatti funzionare male, ad esempio spenti quando dovrebbero essere accesi, o accesi quando dovrebbero essere spenti, o magari fatti esprimere nel posto sbagliato. Questo che vedete è il risultato della cosiddetta espressione ectopica, cioè nel posto sbagliato, di un gene che dà identità alla regione toracica dell'insetto, di questa Drosophila. A sinistra una testa di Drosophila con le due antennine molto corte, in versione normale, e qui la forma mutante. Cosa è successo? Il processo morfogenetico che doveva creare le appendici della testa è stato ingannato. C'era lì un determinante, un gene omeotico che dava informazioni e diceva: questa è una parte del tronco. Al posto delle antenne sono state sviluppate un paio di zampe al posto delle antenne. Quindi zampe al posto delle antenne perché l'informazione posizionale era quella scorretta. Oppure possiamo con lo stesso sistema, ad esempio, realizzare o fare produrre occhi abbozzati in cima alle antenne nel posto sbagliato. Il gene, che è il gene, diciamo, principale della cascata di relazioni e attivazioni di geni che produce gli occhi composti del moscerino,
fatto esprimere nel posto sbagliato può produrre un occhio non funzionante, ma alcune cose dei processi morfogenetici dell'occhio possono essere realizzati in questo modo. E cosa abbiamo scoperto attraverso queste ricerche? Varie cose e molto interessanti. Una in particolare del tutto inattesa, cioè che tutti gli animali così diversi come un insetto e un mammifero, condividono a livello di processi di sviluppo uno stesso modo di impostare l'architettura del corpo, basata sulla espressione di una decina di geni, si chiamano geni OX, che sono sostanzialmente gli stessi nell'insetto e nel topo. Ovviamente non sono geni che stabiliscono le strutture del topo e dell'insetto, ma sono geni che stabiliscono le regioni dell'asse antero-posteriore, indipendentemente da quello che poi verrà costruito: ali da drosofila, zampe di drosofila, scleriti, parti scheletriche di drosofila, oppure le zampe di un topo o la coda di un topo. Ma i geni sono gli stessi e si esprimono nello stesso ordine, cioè quelli più anteriori per l'uno sono più anteriori per l'altro, nello stesso ordine temporale. I geni più precoci sono gli stessi per l'uno e per l'altro, e anche a livello di organizzazione, diciamo, del cromosoma, questi geni hanno la stessa disposizione sui cromosomi dell'uno e dell'altro animale, e questi li troviamo in tutti gli animali bilateri. Quindi alla base di architetture corporee completamente diverse. In altro avete un riccio di mare, poi una scidia, un pesciolino, un mammifero, un insetto, un lombrico, animali diversissimi tra loro, erano attribuiti a fila diversi quando nelle vecchie classificazioni, animali che non avevano nulla in comune dal punto di vista dell'anatomia. Certo, Drosofila ha un cuore, noi abbiamo un cuore, ma il nostro cuore è una cosa completamente diversa da quella di una drosofila. Noi abbiamo degli occhi, gli insetti hanno degli occhi, certo sono organi per vedere, per percepire e trarre informazioni utili dalla radiazione luminosa, ma non sono fatti nello stesso modo, non hanno nulla in comune. Quello che ho mostrato prima, ad esempio quell'occhio ectopico di una drosofila, poteva essere indotto a formarsi anche da un gene preso in un topo. Abbiamo scoperto che ci sono gli stessi geni, a volte fanno le stesse cose, a volte fanno cose diverse, che sono alla base dei processi più profondi e più importanti della impostazione dell'architettura corporea degli animali. E questo ovviamente è una testimonianza della comune discendenza di questo organismo, ma non è questo il fatto saliente, non abbiamo bisogno di ulteriori dimostrazioni di questo. Questo ci dice qualcosa del modo in cui cambiano gli organismi nel corso del tempo. L'idea è questa: non c'è bisogno di una rivoluzione genetica per avere modificazioni anche importanti. L'evoluzione, diceva François Jacot circa 30 anni fa, è bricolage. Le cose che ci sono vengono utilizzate più e più volte per fare cose diverse. Abbiamo parti della mandibola che diventano ossicini dell'orecchio interno, ci sono degli esempi classici che si trovano nei libri di testo. Questo bricolage lavora a livello delle basi genetiche e molecolari delle strutture che vediamo. Più modernamente Jean Carroll dice: in fondo l'evoluzione è una questione di insegnare a vecchi geni nuovi mestieri. Spesso è molto più importante il dove e il quando, il come un certo gene si esprime, piuttosto che come è fatto un gene. Cioè l'evoluzione non è tanto una questione di cambiare i geni che cambiano le cose, ma di cambiare, se volete, l'architettura del network genetico di sviluppo che controlla la generazione delle forme biologiche. Cosa cambia questo? Cambia alcune cose nella ricerca e nel modo in cui percepiamo il cambiamento evolutivo. Ne indico due. Una prende il nome di developmental constraints, vincoli di sviluppo. Il problema che mostravo prima dei 100 piedi.
L'idea che uno si era fatto, insomma, è che non ci potessero essere motivazioni importanti a livello di selezione naturale. Avere un numero pari o dispari di paia di zampe non sembra faccia una grande differenza. Il fatto che manchino 100 piedi con un numero pari di paia di zampe è probabilmente un problema di produzione. La selezione naturale non li vede mai, perché non arrivano mai a nascere, non vengono mai messi in produzione. E come mai, se è così? Proviamo a vedere cosa succede durante lo sviluppo. Questo è un embrione di un 100 piedi, il capo è quella parte più grossa in alto e l'embrione si prosegue, diciamo così, intorno a questa sferetta con tutto materiale vitellino, nutritizio. L'embrione è messo a pancia all'aria, quindi quello che vedete sono le parti ventrali, quei brufoletti sono gli abbozzi delle zampe e le parti dei fianchi, le pleure del dorso si devono ancora formare, richiudersi. Questi animali escono dall'uovo già con un numero definitivo di paia di zampe. Se capiamo come vengono prodotti i segmenti, forse capiamo dove rimangono i vincoli. Allora, prima che si potessero studiare queste cose, c'era un'idea di fondo. Ora, forse il processo di segmentazione era un processo in due fasi. In qualche modo venivano prodotte un certo numero di unità ripetitive, in un certo numero, anche variabile magari, poi queste unità ripetitive invariabilmente invece vengono divise in due, quindi si raddoppiano. Questi sono i segmenti. Il primo segmento del tronco fa delle appendici specializzate per la cattura delle prede, sono delle appendici velenifere, delle specie di falangette che pungono come i ragni, servono a questi 100 piedi per catturare le loro prede, e tutte le altre invece fanno le zampe. Quindi da qualsiasi numero si parta, se raddoppiamo abbiamo sempre un numero pari, togliamo uno abbiamo sempre un numero dispari. Ci deve essere grande variabilità nel numero di unità bisegmentali che possono essere formate, e questo spiega perché ci possa essere variabilità intraspecifica sul numero di segmenti, ma quale che sia questa variazione, poi è una variazione di 2 in 2, perché alla fine c'è comunque un processo di raddoppio che interessa tutte queste unità bisegmentali. Questa era l'idea che ci si era fatti, ma nessuno aveva visto come si realizzava, finché sono riusciti, attraverso uno studio di espressione genica in una fase molto precoce dello sviluppo. Quello che vedete è un embrione molto precoce, non si vedono nemmeno morfologicamente, sembra una pallina dal punto di vista morfologico, ma abbiamo dei coloranti speciali per marcare l'espressione di geni. Già si cominciano a vedere i primi segmenti che si stanno formando. I segmenti si formano, o queste unità segmentali, prodotti da una parte posteriore, no? E poi si accumulano verso l'avanti. Quindi i segmenti più anteriori sono quelli che si formano per primi, quelli più posteriori sono quelli che si formano in maniera più tardiva. Allora, ci sono diversi geni coinvolti nella marcatura di questi segmenti, prima che questi segmenti comincino a manifestarsi dal punto di vista morfologico. E due geni importanti, uno si chiama ODSKIP, l'altro si chiama CODA, cominciano a fare una serie di barre. Nella mia animazione si vedono la parte anteriore a sinistra, la posteriore a destra, e in realtà quello che succede, che non sono capace tanto a fare cose molto sofisticate dal punto di vista dell'animazione, è che man mano che si allungava questo embrione, le cose da dietro venivano in avanti. Comunque, prima le cose più anteriori, poi quelle posteriori. A seguito di questa prima espressione di questi due geni, il gene CODA ha una seconda espressione e va a fare dei pattern a strisce che si interpongono tra i pattern di espressione periodica precedente. E poi c'è un ultimo gene, ingrade, quello che stabilisce i confini posteriori dei segmenti, che non distingue tra l'espressione più precoce e quella più tardiva di CODA, e va a marcare tutte le espressioni di CODA, sancendo definitivamente il numero di unità segmentali. È il meccanismo del raddoppio che si era immaginato sulla base della morfologia e che spiega la difficoltà nel produrre individui con un numero pari di paia di zampe. Questo è un aspetto, quindi capire i limiti entro i quali si può muovere la selezione naturale, che lavora su quello che viene messo a disposizione dal processo riproduttivo e dal processo di sviluppo. Se la riproduzione e sviluppo non producono certe varianti,
queste ovviamente non possono passare al vaglio della selezione naturale. E poi c'è un termine nuovo, si chiama evolvability, in italiano evolvibilità, anche se insomma, si preferisce non tradurlo, perché è già brutto così di suo, e che è, per così dire, la propensione a cambiare, ad evolversi. Qui raccontiamo una storia dei fringuelli di Darwin. Sapete che così nella iconografia tradizionale Darwin ha la sua folgorazione in giro con il suo Beagle, in viaggio intorno al mondo, vede i fringuelli alle Galapagos, sono tutti diversi in queste isole, capisce qualcosa e poi insomma dopo 20 anni scrive un libro sull'origine delle specie. Le cose non sono andate veramente così, lui non aveva capito granché dei fringuelli delle Galapagos, aveva preso appunti in maniera molto poco professionale per essere un naturalista. Infatti poi quelli del museo di Londra, quando trovano questo materiale, lo reputano molto interessante e dicono: ma dove hai preso questo? Da dove viene quest'altro? Insomma, veramente non avevo fatto molto caso a questa cosa. Insomma, non è effettivamente la cosa più importante, quello che gli fa cambiare idea o che gli suggerisce in maniera importante l'idea della teoria dell'evoluzione. Ma i fringuelli di Darwin sono diventati oggetto di studio e sono effettivamente una bellissima storia di radiazione adattativa. Sono 14 specie, vivono alle Galapagos, tutte discendenti da un antenato comune vissuto 2 o 3 milioni di anni fa, e sono oggetto di studi che si trovano in tutti i libri di testo di biologia evoluzionistica, perché due studiosi americani, coniugi Grant, famosissimi, adesso hanno 60 anni, hanno passato 40 anni quasi della loro vita a studiare questi fringuelli. Passano 6 mesi in ciascun anno lì a pesare, catturare, marcare, rilasciare questi uccelli. Misurano il becco, misurano il peso, il piumaggio, hanno fatto studi di ogni tipo e sono un classico degli studi sulla selezione naturale. Erano al Darwin Day di Milano la settimana scorsa, adesso sono a Londra a raccogliere onorificenza, hanno avuto premi di tutti quanti i tipi e fra un po' partiranno per la loro, credo, 38esima stagione di raccolta dati. Hanno studiato in particolare questa isola veramente inospitale, si chiama Daphne Meyer, piccolissima, neanche 1 chilometro di diametro, dove ci sono 2 specie, questo Geospiza fortis e Geospiza scandens, e questi grafici che vi sto mostrando, non ha importanza che capiamo nel dettaglio, non so se si vede da distante, ma insomma c'è scritto 1970 a sinistra e c'è scritto 2000, quindi è una registrazione dei cambiamenti morfologici a livello delle dimensioni del becco, di vari parametri della morfologia e dell'anatomia di questi uccelli nel corso di quasi 40 anni. È il cambiamento evolutivo in azione, visto in natura però, non in laboratorio, non con un esperimento di selezione artificiale. Nel corso di questi 40 anni è successo di tutto, ci sono state stagioni siccitose in cui morivano, ad esempio, a Daphne sono morti l'80% degli individui delle 2 specie di fringuello che lo abitano. E chi sono quelli che sono sopravvissuti? Beh, quelli che riuscivano ancora a sfruttare quei pochi semi che si trovavano. C'era una grande varietà di semi, alcuni più duri, alcuni più soffici, alcuni più nutrienti, alcuni meno. Nel corso di questi 40 anni hanno visto dal vivo e hanno misurato in maniera molto rigorosa i cambiamenti evolutivi. Ma in queste isole, adesso poi negli ultimi anni invece fenomeni legati al Niño hanno portato stagioni estremamente piovose, stravolgendo nuovamente continuamente l'ambiente. È un ambiente che muta, si trasforma in maniera molto repentina e in maniera molto drammatica. E queste popolazioni riescono a tenere il passo con questo ambiente mutevole. Beh, come fanno? Beh, lo fanno perché ovviamente di volta in volta sopravvivono quelli con le caratteristiche più idonee a sfruttare e a riprodursi e rimanere in vita nelle nuove condizioni ambientali. Ma uno potrebbe aspettarsi anche con cambiamenti così importanti che avvengono nell'arco di anni, no? L'evoluzione, noi pensiamo alla selezione naturale sempre come un processo lento, questi sono processi molto rapidi. E com'è possibile? Beh, è proprio attraverso lo studio della biologia dello sviluppo del becco in questo caso, che abbiamo capito perché questi becchi sono così evolvibili, perché sono così pronti e così
facile rispondere, per certi versi facile, ai cambiamenti delle condizioni ambientali? Beh, perché forma e dimensione del becco dipendono sostanzialmente da un unico gene, questo BMP4, e soprattutto dal momento in cui questo gene si esprime nel corso dello sviluppo della formazione, diciamo così, dello scheletro del becco. Un momento più tardivo, un momento più precoce può fare grandi differenze nelle dimensioni e nelle proporzioni del becco. Tra l'altro, una cosa al principio, questo riguarda soltanto la parte superiore del becco. La parte inferiore del becco apparentemente non è regolata. In qualche modo la sua forma e le sue dimensioni sono legate in maniera automatica a quello che succede nella parte sopra. Quindi l'evoluzione coordinata delle due parti del becco è garantita da un sistema di sviluppo che le rende inscindibili, e un solo gene regola questa cosa. Quindi la risposta può essere prontissima. Come mostravo prima, è un caso in cui la variazione è resa disponibile. Questo non è soltanto un dettaglio in più sulla storia dei fringuelli delle Galapagos, è una spiegazione del perché questi fringuelli sono così plastici nell'evolvere becchi così diversi. Concludo. Dove ci sta portando questa cosa? Cioè, cos'è questo evodeo? Cos'è questa biologia evoluzionistica dello sviluppo? Beh, qui le opinioni, diciamo, degli addetti ai lavori di biologia dell'evoluzione divergono drammaticamente. Per qualcuno non è niente di particolare, insomma. La teoria dell'evoluzione nella sua versione classica, per cui mutazioni genetiche di popolazione, selezione naturale, spiega tutto quello che c'è da spiegare. I coniugi Grant probabilmente la pensano anche loro a questo punto. Per altri invece è qualcosa di molto importante, cioè è veramente una parte che era rimasta indietro e che mancava, che doveva essere completata, della moderna versione della teoria dell'evoluzione. Abbiamo molto lavorato sulla ereditarietà attraverso la genetica, abbiamo molto lavorato sulla selezione e gli altri processi di cambiamento, deriva casuale e così via. Mancava qualcosa di importante sulla variazione, che ha il suo peso, che influenza il cambiamento evolutivo. Per qualcuno siamo, come dire, alle soglie di non di una rivoluzione, perché rimaniamo sotto l'ombrello della teoria darwiniana dell'evoluzione, ma come c'era stato un importante cambiamento nell'architettura della teoria negli anni 30 e 40, quando la genetica era stata incorporata nella teoria dell'evoluzione. Beh, adesso saremmo più o meno alle soglie di una rivoluzione simile. Ma queste sono opinioni, diciamo così, correnti, che ancora vengono dibattute. Io questa diapositiva qua verso una nuova sintesi, e il punto interrogativo lo mostro da circa 5-6 anni ed è ancora valido, nel senso che non c'è una risposta ancora e le opinioni continuano a rimanere molto divergenti. Quindi finirei con Darwin. Queste sono le ultime parole dell'origine della specie, che raccontano, insomma, il fascino di questa storia e di questa teoria. Provo a tradurla, non sempre mi riesce nel modo migliore. C'è qualcosa di grandioso in questa visione della vita, con i suoi molteplici poteri, potenzialità. Essendo originariamente stata instillata in una forma o in poche, e che mentre questo pianeta continuava a girare seguendo le leggi immutabili della gravità, da un inizio così semplice, infinite forme, le più belle e le più meravigliose, si sono evolute e continuano a evolversi. Non perdiamo niente ad avere una teoria ad affrontare in termini da naturalisti, da scienziati, la bellezza, la varietà, la stupefacente diversità dei viventi. E queste credo siano l'eredità che Darwin ci ha lasciato, e con questo mi fermo. Ringraziamo il dottor Fusco per la sua chiarissima e articolata esposizione.